La campagna intitolata Capolavoro di Natura è stata una campagna che abbiamo fortemente voluto per far conoscere quello che è il contenitore che la Confraternita ha creato ancora nel 2022 in una bottiglia che rappresenta il valore territoriale del nostro prodotto. È una campagna che abbiamo intitolato Capolavoro di Natura perché racchiude veramente quella che è l'essenza del nostro territorio, cioè la natura del nostro territorio, ma soprattutto la natura dal punto di vista sia estetico che qualitativo. Nel 2023 abbiamo fatto un restyling della bottiglia e abbiamo creato un logo proprio per identificare questa bottiglia legata al territorio, quindi una V cerchiata che diventa veramente un marchio per il nostro territorio. E ovviamente questa bottiglia ha delle particolari caratteristiche che vogliono essere inimitabili. E proprio per questo inimitabile la bottiglia è inimitabile il nostro territorio. È fondamentale identificare una denominazione attraverso un territorio. È un po' la mission della Confraternita, cercare di valorizzare un prodotto attraverso un nome che sia unico e non imitabile. Ci vogliamo un po' identificare e essere un po' unici. E gli obiettivi del mio mandato sono ovviamente continuare a amare questo territorio e far sì che tutti gli attori di questo territorio condividano, sposino e capiscano qual è il valore e qual è la forza del nostro territorio. Ovviamente la Confraternita è nata nel 1946 con un obiettivo ben preciso. In quegli anni era quello di ripartire, di rivalutare quello che era il valore vinicolo che era stato completamente distrutto dalla guerra in questo territorio. E diciamo che con caparbietà e con varie iniziative è riuscita a essere protagonista di questo. Quindi vogliamo continuare a essere anche, come posso dire, controllori di quello che succede nel territorio, proprio per evidenziare e per far sì che tutto corrisponda ai valori che la Confraternita vuole portare avanti, che è di lealtà, di rispetto reciproco tra i produttori del territorio e di valorizzare in modo unico e molto chiaro quello che è il prodotto del territorio.